Tragedia nel pomeriggio lungo la 27 sul Fadalto nel Vittoriese, 41enne operaio di Breda di Piave travolto e ucciso da un camion mentre stava lavorando in un cantiere stradale. Le indagini sono in corso. 11 persone rinviate a giudizio per il brutale pestaggio tra kosovari e macedoni in piazza Cima che scioccò Conegliano nel maggio 2021, ma il processo è rinviato all'estate 2026. Fiamme in un ricovero di auto, un fumo, i mezzi completamente distrutti. La pista più accreditata è quella dell'incendio doloso. Autonomia alla Camera e il rush finale del voto dopo il sì del Senato, mentre le opposizioni manifestano contro la riforma. La Lega vede il traguardo anche come rimonta su Fratelli d'Italia, il PD attacca, scatola vuota. 16 comuni veneti alle urne il 23 e 24 giugno per i ballottaggi. Antena 3 seguirà in diretta lo spoglio lunedì a partire dalle 13.30 con collegamenti e ospiti. Ieri a Ring il confronto tra Bagliana e Posocco per Vittorio. L'Assemblea del Gruppo Benetton approva il bilancio 2023, ratificata la nomina di Claudio Sforza, nuovo amministratore delegato dopo il terremoto, seguito alle dichiarazioni di Luciano Benetton. Tanti e troppo alti, scatta la protesta contro i dossi stradali a Mogliano, a denunciare il disagio un autista di scuola bus. Oltre 7.000 studenti trevigiani pronti alla prima prova della maturità da domani con il tema in pole position le tracce su Matteotti e Oppenheimer, ma anche gli 80 anni dello sbarco in Normandia. Da questo pomeriggio al via Noi siamo Treviso, iniziativa benefica con gli scatti fotografici dei trevigiani che ha visto come madrina Sabrina Salerno. Eccoci, buonasera, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Allora, subito il sondaggio, poi andiamo alla cronaca tragica purtroppo di questo pomeriggio. Attenzione perché stasera si parla di premierato a Ring dalle 21, il sondaggio che vi stiamo sottoponendo da questa mattina è questo, dall'autonomia dunque al premierato. A Roma, sapete, sono ore di proteste e di voto, alla Camera e al Senato, 2 riforme chiave del governo Meloni, premierato che ha avuto il primo via libera del Senato con 109 voti favorevoli contro 77 contrari. Il premier eletto dai cittadini secondo voi è giusto oppure no? I numeri li vedete in sovraimpressione, continuate a telefonare, poi come sempre vedremo la vostra opinione, il risultato finale nel corso di Ring. E allora adesso andiamo subito a Vittorio Veneto in diretta con Daniela Sizzia e Simone Merlo, perché nel pomeriggio c'è stato un tragico incidente in A27, siamo sul Fadalto, a essere travolto e ucciso da un tiro un operaio, un 41enne che stava segnalando a quanto pare un veicolo in panne. Tutti i dettagli dalla nostra Daniela, a te la linea. Buonasera Lina, buonasera anche ai telespettatori. Quella che vedete alle mie spalle è l'uscita, il casello autostradale di Treviso, di Vittorio Veneto Nord. Quello che vedete invece qua è proprio la 27. A poca distanza da qua è avvenuta la tragedia. Ovviamente noi ci siamo messi in una zona di sicurezza, proprio sopra il viadotto, all'inizio del viadotto, una ricostruzione di questo incidente, perché è un incidente stradale mortale, ma è anche un infortunio sul lavoro, così ci hanno detto le forze dell'ordine. Un operaio probabilmente con altri colleghi stava andando a lavorare, a fare dei lavori proprio sull'autostrada. Poco più avanti dove è accaduto l'incidente c'era un cantiere e ha visto un'auto in panne, quindi è sceso per segnalarlo agli automobilisti, perché è una zona comunque pericolosa, e un tir, un camion lo ha letteralmente travolto, fermandosi circa 200 metri più avanti. Proprio siamo passati pochi minuti fa, il corpo purtroppo del 41enne residente a Breda di Piave, un operaio della De Zottis, che è proprio un'azienda che opera nella manutenzione delle strade, era ancora lì in attesa del nulla osta del magistrato per essere portato via. Lì c'era anche l'auto che era in panne e che di qualche turista, come abbiamo visto, e poco più avanti c'era il tir con il camionista. Non si sa
ovviamente il perché, la causa che abbia provocato questa tragedia, forse un colpo di sonno, una distrazione, tutto ovviamente è al vaglio della Polstrada. Lì c'erano addirittura 3 pattuglie, 3 volanti della polizia che stanno cercando di ricostruire questa tragedia. Ci sono anche degli operai, non sappiamo se della De Zottis o degli operai dell'autostrada fermi là, insomma potete capire con volti davvero disperati, un'ennesima tragedia delle strade, ma l'ennesimo anche infortunio sul lavoro mortale. Ovviamente dinamica, ripetiamo, che è tutta da ricostruire. Il SUAM è arrivato qui con il 118, con l'elicottero, ma sono dovuti tornare ovviamente vuoti, perché nulla da fare per l'uomo che è stato travolto completamente dal tir. Potete capire insomma la situazione. Tutta la corsia d'emergenza è stata chiusa, e ci sono ora 2 corsie dove passano le auto, e insomma anche la disperazione, vedete, degli automobilisti che passano, rallentano, e davvero abbiamo visto insomma scene anche di automobilisti che scuotono la testa, perché non dobbiamo purtroppo sempre raccontare di questi incidenti stradali, di questi infortuni sul lavoro, di queste vittime della strada. La strada non è stata chiusa perché ci sono come vedete, 2 corsie che sono transitabili, quindi le auto passano, però purtroppo lì c'è ancora il corpo con un telo verde insomma davvero terribile da vedere sulla strada. Appunto l'incidente è avvenuto a poca distanza da qua, nel viadotto che porta sul Fadalto, e poco più avanti c'è questo cantiere. Gli agenti della Polstrada ci dicevano probabilmente loro stavano andando proprio in quel cantiere quando hanno visto quest'auto ferma sulla corsia d'emergenza, e per cercare di evitare un incidente sono scesi per cercare di segnalare agli automobilisti che ovviamente arrivano a velocità. E purtroppo questo camionista non ha visto l'operaio che segnalava e lo ha travolto. Ripetiamo, la Polstrada ci dice dobbiamo ancora capire cosa è accaduto, dobbiamo ricostruire esattamente l'incidente e soprattutto le cause che hanno portato questo camionista a travolgere l'operaio. Nulla da fare davvero per il 41enne purtroppo, che è morto sul colpo. Questo è quanto qui da Vittorio Veneto, e purtroppo anche la Polstrada è rimasta davvero anche loro scioccati. Dicono, cioè, un operaio che segnala, che scende per aiutare, poi succede anche questo. Certo. Purtroppo questo è quanto, Lina, è successo. Grazie Daniela per tutti i dettagli che ci hai fornito. Grazie a Simone Merlo, che insieme a Daniela Sizzi è andata sul posto ancora da essere rese note le generalità di quella vittima di questo tragico infortunio. Vedremo se nel corso del telegiornale arriveranno ulteriori aggiornamenti, e come sempre ve li daremo. Oggi c'è stato un altro grave incidente poco dopo le 17 in via Ungaresca Nord, poco lontano dalla chiesa di Ramera, Mareno di Piave. A scontrarsi sono state, lo vedete, un trattore e un'auto che ha impattato contro il rimorchio del mezzo agricolo. Ad avere la peggio è stato, purtroppo lo vedete, l'uomo a bordo della vettura. È lì trasportato all'ospedale di Treviso, le sue condizioni sono serie. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Il trattore, dopo l'impatto, ha finito tra l'altro la sua corsa contro un muretto. Andiamo ad altra cronaca. 11 persone rinviate a giudizio per il brutale pestaggio tra kosovari e macedoni in piazza Cima. Lo ricorderete, che scioccò Conegliano nel maggio del 2021. Il processo è stato calendarizzato all'estate del 2026. Un inferno scoppiato in un pomeriggio tranquillo in piazza Cima, cuore di Conegliano. Un vero e proprio pestaggio scatenato da una banda di kosovari che sono arrivati in centro armati di cinghie e spranghe. Le indagini hanno portato all'identificazione di 11 persone accusate di lesioni aggravate, danneggiamento e porto d'armi, tutti rinviati a giudizio. I fatti sono avvenuti il 2 maggio 2021, il processo è stato fissato per il 14 maggio 2026. Lascia un po' pensare il tempo fino al 2026, però la fiducia
fiducia nella giustizia c'è sempre stata, l'importante per noi è che il processo vada avanti e queste persone che hanno compiuto questi atti poi vengano puniti, perché altrimenti passa l'idea che si possano compiere impunemente queste cose. Per noi, ripeto, abbiamo massima fiducia nella giustizia, ma speriamo veramente che si arrivi presto a una soluzione di tutto ciò. L'azione della banda era stata velocissima, un regolamento di conti per uno sgarro d'amore di fronte a cittadini che sono fuggiti alla vista delle armi. Ad un tratto sono volate sedie e insulti, alcuni sono finiti in ospedale con varie lesioni. Scene difficili da dimenticare sotto shock commercianti e residenti. Un fatto che è rimasto nell'immaginario collettivo in maniera negativa, che ha influito molto sull'immagine della città, perché poi abbiamo visto succedersi altri fatti in altre città, però in una città come la nostra, dove la vita è assolutamente tranquilla, non siamo abituati a vedere situazioni di questo genere, diciamo sono passati ormai 3 anni, ma quell'immagine, ripeto, sicuramente è rimasta nella mente di molti. Dopo il gravissimo fatto sono stati potenziati i controlli, fra l'altro, ricorda il sindaco, molte di queste persone venivano da fuori città. Dopo di allora ci hanno insegnato ad alzare il livello di guardia e devo dire che sul fenomeno del baby gang e della violenza giovanile per fortuna e fortunatamente dopo quell'episodio si è riusciti a porre rimedio a tante altre situazioni ed oggi in città episodi di questo genere qua ovviamente da anni non se ne vedono. Da Conegliano a Treviso, esagitato in piazza, urla e minaccia inveendo contro i passanti durante una conferenza stampa alla Loggia dei 300. A calmarlo è stato il sindaco Mario Conte. Da inescandescenze in piazza è toccato prima al sindaco Mario Conte, poi a una volante della questura, infine di nuovo al sindaco e alla polizia locale riportare a più miti consigli un 50enne originario di Como, a Treviso senza dimora e senza una meta, vistosamente alterato, che durante la presentazione alla Loggia dei 300 dell'iniziativa Noi siamo Treviso ha iniziato a urlare andando su e giù da Piazza dei Signori a Piazzetta Indipendenza, insultando questo o quel passante e minacciando di mettere le mani addosso al malcapitato Alberto Cappelletto, titolare dell'omonimo negozio di scarpe. Anche lì è stato Conte a frapporsi. Sono intervenuto perché ero lì, poi è intervenuta la questura e la polizia locale. Dispiace francamente che ci siano delle persone che hanno delle criticità, soprattutto interiori, così importanti, però poi attraverso il dialogo siamo riusciti anche a calmarlo. Mi dispiace per la scena che in Piazza dei Signori si è vista, perché sentire urlare e buttare a terra biciclette, battere sui furgoni non è esattamente quello che ci aspettiamo, però insomma tutto è tornato alla calma nel giro di pochi minuti. Ringrazio la questura, ringrazio la polizia locale, gli abbiamo offerto una pizza e adesso è in comando della polizia locale che si sta calmando. Episodio che si è risolto lì, ma che conferma come il disagio anche psicologico sia in crescita, spesso legato a difficoltà economiche e di vita. Che per esempio la persona di questa mattina lamentava la mancanza di lavoro, il mancato pagamento del lavoro fatto. Poi non so dirvi se corrisponde alla verità, però questo è quello che mi è stato riferito. Però è una persona, insomma, ai margini della società, che l'obiettivo dovrebbe essere quello di cercare di recuperarli. Fiamme in un ricovero auto a Monfumo, i mezzi completamente distrutti. La pista più accreditata è quella di un incendio doloso. Alle 6:45 si è alzata una colonna di fumo e le fiamme hanno avvolto 2 auto ed un furgone che si trovavano in un ricovero mezzi in via Longona a Monfumo. Il rogo ha raggiunto una catasta di legno vicino al box auto alimentando il fuoco. I mezzi e la struttura sono andati completamente distrutti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato fino a tarda mattinata per avere ragione delle fiamme. A dare l'allarme il proprietario che abita lì vicino. Il box in lamiera soggetto a facili surriscaldamenti potrebbe aver contribuito a favorire le fiamme, ma per ora la pista dolosa sarebbe tra le ipotesi principali al vaglio dei carabinieri. In via Longon sono arrivati i militari dell'Arma di Castelfranco che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona ed hanno provveduto alla bonifica dell'area. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita né coinvolta. Saranno visionate anche le telecamere di videosorveglianza della zona.
Era al volante della sua auto posteggiata a bordo strada quando è stata colta da un malore fatale. A trovarla accasciata all'interno dell'abitacolo un passante che ha immediatamente allertato i soccorsi. È accaduto oggi intorno alle 12:45 in via Manina, Montebelluna. Nulla da fare per Suor Franca Michelon, 76 anni, la vedete, la religiosa residente nel Padovano, a Codevigo, colonna dell'Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, è stata soccorsa da medico e infermieri del SUEM 118 che non hanno potuto fare altro dopo un primo tentativo di rianimazione di constatare il decesso per arresto cardiocircolatorio. Andiamo all'autonomia adesso. Alla Camera il rush finale del voto dopo il sì del Senato, mentre le opposizioni manifestano contro la riforma. La Lega vede il traguardo anche come rimonta su Fratelli d'Italia col PD che attacca una scatola vuota. Intanto oggi si vota anche a Palazzo Madama, come dicevamo prima, sul premierato. Dal Parlamento alla piazza, dalla maggioranza alle opposizioni, giornata chiave per autonomia differenziata e premierato. La prima accelera alla Camera, il secondo attende il primo via libera al Senato con il centro-sinistra che manifesta contro le due riforme. Si torna in aula dopo la mega rissa, immagini che hanno fatto il giro del mondo. Per Lega e Fratelli d'Italia due temi chiave portati avanti parallelamente ma non senza frizioni. E se la manifestazione della Lega venerdì a Montecchio viene vista come un palco elettorale dai meloniani, al ring Roberto Marcato fa sapere agli alleati che le polemiche stanno a zero. Se il partito Lega decide di fare una manifestazione su un tema sensibile non deve chiedere permesso a nessuno e nessuno, secondo me, dovrebbe permettersi il lusso di fare critiche su questo. Si scende in piazza per protestare, si scende in piazza per sensibilizzare, si scende in piazza per ribadire l'importanza di una svolta epocale come quella dell'autonomia. Quindi bene ha fatto il nostro segretario Alberto Stefani a chiamare a raccolta tutti coloro che credono nell'autonomia, leghisti e non, per dare una spinta decisiva a questo governo che porti avanti uno dei punti programmatici elettorali. Fratelli d'Italia non si sogni di arrogarsi il traguardo dell'autonomia, ammonisce ancora Marcato. Non è che hanno fatto una cosa per cui dobbiamo ringraziarli a vita, hanno rispettato un patto. Siccome loro tra l'altro si vantano di essere uomini e donne di parola, hanno fatto solo il loro dovere. Il premierato è un altro passaggio importante, però io credo che prima di tutto debba venire l'autonomia e non deve essere motivo di baratto o di ricatto politico. Quindi si va avanti con l'autonomia esattamente come era stato promesso in campagna elettorale dalla Premier Meloni. È con la forza della piazza invece che le opposizioni puntano a far capire al governo e al Paese che le due riforme non fanno dal loro punto di vista l'interesse dei cittadini. Una bella manifestazione a difesa della nostra Costituzione per dire no al premierato che mette in discussione il ruolo del Presidente della Repubblica, che svuota il Parlamento e accentra tutto nelle mani del Presidente del Consiglio, e per dire no ad un'autonomia raffazzonata come questa, che rischia di essere una scatola vuota senza risorse finanziarie, senza la definizione dei LEP, che non produrrà nessun vantaggio neanche alle imprese e ai cittadini del Veneto. Premierato, come detto, che il primo via libera l'ha ottenuto oggi con 109 voti a favore, 77 contrari dal Senato, e ora proseguirà la sua strada. Poi ci sono le elezioni amministrative nella Marca, occhi puntati naturalmente su Vittorio Veneto. È andato in scena ieri sera il primo confronto televisivo, primo e unico tra i due candidati, Gianluca Posocco e Mirella Balliana. Va rivisto un po' tutto da un punto di vista di organizzazione e di programmazione. Vorrei dire che Posocco all'interno della sua lista ha addirittura il sindaco Miatto, con tutto il rispetto per il sindaco Miatto, ma voglio dire, se devi discostarti da quello che hai fatto fino adesso, voglio dire, deve esserci un ricambio veramente importante. Faccia a faccia, o meglio, testa a testa. Se a Vittorio Veneto si vota domenica e lunedì per il ballottaggio, ad Antenna 3 a Ring è andato in scena il primo e unico confronto pubblico televisivo condotto da Christian Arboit. Tra i temi più caldi, come rendere attrattivo il territorio, insomma la Vittorio Veneto di domani. Io ho parlato di riordino urbanistico, ho parlato comunque di un contributo per 2 anni per quei cittadini sotto i 36 anni che si trasferiscono, un contributo di 150 euro al mese per 2 anni per quei cittadini sotto i 36 anni che si trasferiscono a Vittorio Veneto. Poi non basta, c'è un problema di abitazioni.
quindi di trovare le abitazioni, e questo lo fai tramite un riordino urbanistico. Il problema è voler offrire dei servizi ai nuovi residenti, eventualmente alle giovani famiglie. Uno su tutto, voglio ricordare che la giunta uscente non ha intercettato il fondo PNR di €1 milione per la realizzazione di un nuovo asilo nido. Altra cosa da dire rispetto alla questione dell'abitabilità, delle politiche dell'abitazione. In città c'è un patrimonio del demanio legato a questi appartamenti che sono in disuso da tanti anni, sono stati lasciati dall'esercito. Lì c'è da fare tutto un ragionamento con il demanio per recuperare questi appartamenti che potrebbero andare insomma alle giovani coppie o anche alle persone anziane. La città di Vittorio Veneto ha perso 5 anni, accusa Bagliana. Il Covid ha sconvolto le amministrazioni, risponde Posocco. Abbiamo fatto tante cose molto bene, altre cose non le abbiamo fatto bene e sono il primo a riconoscerlo, indubbiamente. Però lei dice abbiamo gettato le basi. Ma sì, le basi ci sono, poi la differenza fa sempre le persone. Ho cercato di costruire una squadra portando il meglio con me. Voglio ricordare che questa amministrazione ha anche aumentato l'IMU, quindi hanno aumentato l'IMU portando a casa €1.600.000 in più rispetto ai 5 anni precedenti a ogni anno. Quindi voglio dire il pagamento dei derivati. I derivati vorrei ricordare che sono stati istituiti 20 anni fa dall'amministrazione leghista. Non possiamo rifare tutto da zero ogni volta, ripartire da zero. La responsabilità amministrativa qualcuno ce la dovrà pur prendere. Poi l'appello finale. Al di là del sindaco, dietro trovo una squadra di persone altamente qualificate. Vorremmo creare la nuova classe dirigente del comune di Vittorio Veneto. E sono in tutto 16 comuni veneti al voto. Il prossimo fine settimana Antenna 3 seguirà in diretta lo spoglio lunedì a partire dalle 13:30. Si torna alle urne i prossimi 23 e 24 giugno, Antenna 3 torna in diretta. 16 comuni al voto con il ballottaggio per eleggere il primo cittadino. Ancora una tappa importante per la democrazia del nostro territorio che la nostra emittente seguirà a partire dalle 13:30. Occhi puntati su Rovigo, unico capoluogo di provincia al voto. Sui comuni veneziani di Spinea e Portogruaro, dove centro, sinistra e centrodestra si contenderanno il consenso dei cittadini. Vittorio Veneto con la sfida Posocco-Bagliana, nel Vicentino Bassano del Grappa con il candidato del centro-sinistra Roberto Campagnolo che sfiderà Nicola Finco, leghista, candidato con una coalizione di Campolargo. Sfide non scontate, soltanto in 5 comuni su 16 è stato raggiunto un accordo sugli apparentamenti, negli altri comuni tutto resterà come al primo turno. Antenna 3 seguirà passo dopo passo dall'inizio dello spoglio, si vota fino alle 15, fino al verdetto finale. Collegamenti con gli inviati dalle sedi di partito e dalle piazze principali dei comuni al voto, ospiti in studio per commentare i primi risultati e i nuovi equilibri della politica in Veneto. La politica del Veneto con i ballottaggi in diretta lunedì a partire dalle 13:30. L'economia adesso, perché l'Assemblea di Benetton Group, riunitasi oggi, ha approvato il bilancio 2023 e ha nominato consiglieri di amministrazione della società Cristian Cocco nel ruolo di presidente, Andrea Pezzangora e Claudio Sforza. Il CDA, riunitosi subito dopo, ha nominato proprio Sforza, come era già stato anticipato, amministratore delegato di Benetton Group, conferendogli le deleghe esecutive. In città, in centro, di nuovo adesso per il Park Vittoria, perché il progetto da oltre 400 parcheggi in centro storico subisce una nuova battuta d'arresto. Sentiamo. Noi siamo a disposizione per fare qualsiasi tipo e presentare qualsiasi tipo di materiale documentale necessario, però dobbiamo anche mettere dei paletti chiari, cioè insomma dobbiamo sapere cosa serve, in che termini, soprattutto dobbiamo capire quando possiamo partire con l'opera. Non sa da fare il Park Vittoria, almeno per il momento. All'origine dello slittamento del cronoprogramma l'assenza ad oggi di un piano economico aggiornato. Il sindaco Mario Conte lo ammette, non senza scoramento, al di là dell'accordo tra Comune e Parcheggi Italia con la convenzione ratificata già a febbraio, il nodo resta quello dello spostamento del monumento ai caduti. L'una, la sovrintendenza, sarebbe in attesa di nuovi documenti, l'altra, il Comune, attende solo il via libera. Ho chiesto appuntamento urgente alla sovrintendenza per sapere come
e in che modalità e in che tempi possiamo procedere con la realizzazione del parcheggio. L'ennesimo ritardo cui plaude in contemporanea all'opposizione, da sempre contraria al progetto, contro il quale era stata promossa anche una raccolta firme da parte di residenti e commercianti. L'ennesimo stop per Marco Zabai, consigliere del Partito Democratico, a sottolineare che si tratta di un progetto in fondo sbagliato. Ancora una volta si conferma quello che noi dicevamo da tempo, ovvero che Parc Vittoria è un progetto assolutamente sbagliato, che non serve, non risolverà i problemi che riguardano il centro storico, che avrà un impatto devastante sul sottosuolo del nostro centro storico, della nostra città, che ha un sistema delicatissimo idrogeologico, e che soprattutto non sarà reversibile. Una querela infinita per l'opposizione, che pone in dubbio anche l'intenzione dell'amministrazione di andare avanti con il progetto. Sotto sotto forse rivela che anche la nostra giunta non è così convinta e che vuole trovare delle formule per chiamarsi fuori. Adesso, invece che affidarsi alla sovrintendenza come se fosse la provvidenza, dovevano prendersi la responsabilità, quando governavano nel 2008, di non firmare quel contratto, quando governano oggi di non proseguire con quella scelta scellerata. Ci fermiamo adesso per qualche istante, torniamo dopo un rapido break. Ritorniamo in diretta, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Andiamo a Mogliano, tanti e troppo alti, scatta la protesta contro i dossi stradali. Da quando c'è questo dosso, io 2 volte all'anno sono a letto con il mal di schiena. A non sopportare più il sali-scendi dalle dune artificiali è Marco Sambin, un autista di scuola bus costretto più volte a prendere delle pause dal lavoro per colpa del mal di schiena causato anche dai dossi. Se metti un dosso ogni tanto non è una cosa grave, ma ne stanno affiorando come funghi, sono troppi, e fare 40 dossi, 50 dossi al giorno ti fa mal di schiena, ma forte anche. La professione è usurante perché appunto crea problemi alla schiena con tutte le buche e le vibrazioni che ci sono. Se mi metti anche un dosso ogni 10 metri, allora... I dossi sono altissimi, attraversarli a 30 all'ora è uno sconquassamento pazzesco, soprattutto per i mezzi pesanti come il suo pulmino, in grado di ospitare fino a 40 bambini. Un collega mi ha sostituito un giorno e lui non sapeva che questo dosso andava fatto molto piano, l'ha fatto ai 30 all'ora e i bambini hanno rischiato di farsi molto male. Marco non è l'unico a protestare, assieme a lui ci sono numerosi cittadini. I dossi sono troppi, ci dicono, stanno diventando una vera tortura, altro che sicurezza. Solo in via Ronzella ce ne sono 6. In tutta Mogliano ce n'è un'assurdità. In via Goffredo Mameli, che è un quarto della via Ronzinella, ce ne sono 3, di cui uno è altissimo. I dossi realizzati in asfalto sembrano effettivamente aver causato danni ai veicoli e non pochi problemi, oltre agli spaventi alle persone che li superano alla guida dei loro mezzi. Lei è costretto a delle cure mediche? Sì, sono costretto a delle cure mediche, ma anche a un fermo, mi alzo la mattina magari e non riesco a alzarmi col colpo della strega. I cittadini contrari, assieme a Marco, chiedono immediatamente l'allungamento dell'accesso e discesa dei dossi. Chiedo un compromesso, di smussare almeno le rampe di questi dossi, per favore, perché sono pericolosi per la salute di chi guida tutti i giorni. Al via domani invece gli esami di maturità per quasi 40.000 studenti veneti. Si incomincia dalla prova di italiano. Dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale Marco Bussetti un messaggio di incoraggiamento per questa prova e per il futuro che si apre davanti a questi ragazzi. Care studentesse e cari studenti, finisce con l'esame di Stato un lungo cammino, un percorso unico, difficile e gioioso, di formazione, di relazione, di cultura e di affetto. Inizia così il messaggio inviato dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale Marco Bussetti ai quasi 40.000 studenti veneti chiamati a sostenere l'esame di maturità. Si tratta di 37.350 ragazze e ragazzi che frequentano le scuole superiori statali e altri 2.083 delle paritarie. A questi si aggiungono 42 studenti dei percorsi quadriennali. La scuola ha messo tutte le sue energie per ognuno di voi, docenti,
dirigenti, collaboratori scolastici, personale amministrativo e tecnico, con puntualità e professionalità hanno coltivato il vostro spirito e la vostra mente. Sono certo che avete risposto con impegno e voglia di scoprire e imparare. Il cammino non è sempre lineare, ci sono rallentamenti, accelerazioni, ma ora siete arrivati e dovete essere orgogliosi e soprattutto fiduciosi in voi stessi. Siete una svolta della vita. Per la prima volta sciolti gli ormeggi, con alle spalle il porto sicuro, di fronte il mare aperto. Guardate avanti con serenità, con la giusta dose di preoccupazione e concentrazione per affrontare la prova finale. Treviso è la provincia con più studenti, quasi 3.500, 1.663 classi, 900 commissioni. Si inizia con la prova scritta di italiano, 8:30 del mattino, 6 ore di tempo per svolgerla. I 100 anni del delitto Matteotti, gli 80 dello sbarco Normandia, tra i temi in pole position, e ancora gli anniversari legati a figure come Guglielmo Marconi o Robert Oppenheimer. Tra gli autori, per il tema di letteratura, le ipotesi di Manzoni, D'Annunzio, Ungaretti. Albert Einstein, scienziato e Nobel per la fisica, ebbe a dire: la misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Il cambiamento è la cifra del vostro futuro. La scuola cercate di abilitarvi a questo. Conservate il desiderio di migliorarvi, di crescere, di riannodare sempre i fili della vostra vita. Non abbiate mai paura. Buon vento. Da questo pomeriggio invece al via Noi siamo Treviso, gli scatti fotografici dei trevigiani, finalità benefica, madrina Sabrina Salerno. Tutti noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa e quindi è importante partecipare a questo tipo di cose perché comunque sensibilizzano, aiutano, voglio dire, e poi è per qualcosa di molto importante. La ricerca pediatrica è veramente fondamentale. Sotto la loggia dei 300, in occasione della giornata di apertura di Noi siamo Treviso, Sabrina Salerno si presenta in prima fila come testimonial dell'iniziativa, giunta alla quinta edizione con lo scopo benefico di raccogliere fondi per la Fondazione Città della Speranza di Padova. È bellissimo dare l'opportunità di essere fotografati intanto da un grande professionista che ha tantissimo talento nei ritratti, avere questo ricordo di catturare, e poi se si fa anche qualcosa di utile è molto molto più affascinante farlo ed esserci, quindi è importantissimo aderire. Venite qua, fatevi fotografare, comprate la vostra foto perché serve ad aiutare una causa molto molto seria e importante. Dove i volti sono protagonisti, la nota cantante e showgirl invita alla partecipazione anche chi non è abituato a stare davanti ad una macchina fotografica. L'iniziativa promuove, oltre che a fin di bene, un'esperienza sempre meno frequente come quella di portare a casa una propria fotografia stampata e in bianco e nero. E di anno in anno stiamo raccogliendo veramente del materiale straordinario che consegneremo ai trevigiani del futuro per raccontare quella che è stata Treviso in questi anni. Fino a domenica 23 giugno, quindi, chi vorrà potrà cogliere l'occasione e farsi fotografare all'interno di un set dall'obiettivo di Giovanni Vecchiato, per avere un ricordo personale e allo stesso tempo per contribuire ad una buona causa. Foto che verranno esposte dal 5 luglio al Museo Bailo. Decine di rappresentazioni attendono invece gli appassionati di teatro. È stata presentata al Balbi la nuova stagione dello Stabile del Veneto. Si intitola Colpo di scena, la nuova stagione del Teatro Stabile del Veneto, con un cartellone di più di 80 rappresentazioni tra Venezia, Padova e Treviso, per oltre 350 giornate di spettacoli dal vivo. Il grande colpo di scena è appunto questa nuova visione, questo nuovo inizio del Teatro Stabile del Veneto. Questo è il grande colpo di scena. E l'altro colpo di scena del quale vado molto orgoglioso è il dialogo che si può instaurare prima di tutto con gli artisti, ma poi tra i tre teatri, tra le tre città. Divisa come sempre tra la messa in scena di classici e di nuove rappresentazioni, la stagione si compone di una lunga lista di nomi noti, tra cui Toni Servillo, Marco Paolini, Silvio Orlando, Sergio Rubini, Luca Barbareschi. Ho trovato una visione industriale geniale perché si pensa in termini di territorio, di cultura delle differenze, perché è un territorio, l'Italia
è un paese laboratorio straordinario. A Palazzo Balbi, sede della Presidenza e della Giunta regionale, si ricorda come la stagione appena conclusa abbia registrato quasi 150.000 spettatori e il record di abbonamenti 6.215, più 29% rispetto alla precedente. Il modello Veneto è oggi l'unico in Italia che mette insieme città, fondazioni, aziende, privati, cioè noi abbiamo cercato di essere inclusivi davvero. Abbiamo creduto moltissimo in questa operazione di circuitare ovviamente l'offerta culturale attraverso il Teatro Stabile del Veneto, ma soprattutto, mi permetto di dirlo, di incentivare l'investimento sui giovani. Proprio i giovani creators della regione, esperti di social media, stanno ottenendo milioni di visualizzazioni raccontando e promuovendo tra i coetanei l'interesse verso un tema come il teatro, a volte ostico a chi frequenta le piattaforme web. Raccolgono gli spunti, raccolgono i momenti più belli anche del teatro, li portano sulle piattaforme digitali e in qualche modo rendono il contenuto, come noi lo chiamiamo, instagrammabile. Adesso andiamo invece alle notizie che arrivano dal Bellunese. In primo piano un'operazione della Guardia di Finanza di Belluno che ha sequestrato a un evasore fiscale beni per oltre 115.000 euro. Crea un fondo patrimoniale che intesta alla moglie e simula importanti donazioni a favore del figlio, il tutto per non pagare le tasse. Pensava di farla franca il 58enne di origini calabresi, residente a Vodo di Cadore, finito nel mirino dei finanzieri del Comando Provinciale di Belluno che, su disposizione della Procura Generale della Repubblica, hanno confiscato all'uomo beni immobili per un valore di oltre 115.000 euro. La persona al quale noi abbiamo confiscato i beni cercava di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte, distraendo somme che invece erano devolute allo Stato. La condanna definitiva è arrivata dalla Corte d'Appello di Venezia dopo che l'uomo, imprenditore del settore delle costruzioni immobiliari e risultato fortemente indebitato con l'erario, ha posto in essere una serie di atti negoziali di natura fraudolenta per scaricarsi del proprio patrimonio e sottrarsi così al pagamento delle imposte dovute. È scattata dunque la confisca permanente delle quote di proprietà di 2 immobili, uno nel Casentinese e uno in provincia di Belluno, oltre a 5 ulteriori terreni, tutti situati nel Bellunese, che tornano a disposizione della comunità. Non è un sequestro, ma è una confisca definitiva, quindi parte degli immobili e i terreni vengono devoluti allo Stato. L'operazione concertata tra Procura e Guardia di Finanza si inserisce nel quadro più ampio della lotta all'illegalità e alla cosiddetta criminalità da profitto, per intervenire su quanti più patrimoni accumulati illecitamente. Questo è il nostro compito, questo è il nostro obiettivo, tutelare la concorrenza, tutelare appunto i contribuenti onesti che contribuiscono fattivamente, insomma, alle spese dello Stato. Con la stagione estiva alle porte, sul tormentato futuro del Nevegal aleggiano ancora le nubi dell'incertezza. Sentiamo l'intervento dell'Associazione Vivaio Dolomiti. Mancano garanzie certe del futuro del Nevegal, questa è la posizione. Poi non mettiamo in dubbio la bontà di questa società, che può essere anche la più buona del mondo, e la più brava e la più potente, però di fatto allo stato attuale non ci sono garanzie di continuità per quanto riguarda gli impianti sciistici del Nevegal e neanche gli impianti estivi. Un capitale sociale di 5.000 euro che per un consorzio equivale all'entità del rischio in caso di un potenziale fallimento. 5,9 milioni di euro di debiti, parzialmente compensati da 4,8 milioni in crediti esigibili, ma non meglio specificati. Nessuna garanzia di continuità se non a parole, però come si sa, scripta manent verba volant, e di parole ne sono state profuse fin troppe sul futuro del Nevegal, ora alla mercé delle intenzioni del consorzio bresciano Tolomeo, che secondo indiscrezioni sarebbe in procinto di firmare il contratto di acquisto degli impianti alla società Nevegal 2021 per un importo che, sempre secondo indiscrezioni, si aggirerebbe attorno ai 200.000 euro. I dati della visura camerale hanno fatto impallidire l'associazione Vivaio Dolomiti, che torna sulle eterne vicissitudini del Colle con un chiaro appello affinché siano fornite garanzie di continuità di gestione da parte dei bresciani. Con un capitale sociale di 5.000 euro gli permette di fare quello che vogliono. Una volta acquistati gli impianti li possono smantellare, vendere, regalare, possono fare quello che vogliono. Diventano proprietari assoluti di una questione che è privata sì di proprietà per le varie vicissitudini che si sono svolte nel tempo, ma ha una funzione prettamente pubblica per il territorio bellunese. Dal consorzio Tolomeo nessun contatto con gli operatori, né con la comunità e nemmeno con i dipendenti della Nevegal 2021 per offerte di lavoro, riferiscono da Vivaio Dolomiti, e con
con la stagione estiva da inaugurare non oltre il 15 luglio, non è un buon segno. Se uno ha intenzione di andare avanti, almeno questi piccoli passaggi era un segnale assolutamente imprescindibile dal fatto di dare una volontà di continuità. Eppure il Comune sul Consorzio Tolomeo ci crede, come? Tanto che l'amministrazione avrebbe rigettato la proposta di acquisto da parte di un imprenditore bellunese. Ci sono imprenditori bellunesi che sono già proposti per l'acquisto, non si capisce perché i bresciani sì e i bellunesi no. Vivaio Dolomiti parla senza mezzi termini di schiaffo morale al bellunese, con la svendita dell'emblema dello sci nel capoluogo a fronte di tanti dubbi e poche garanzie. Con Nevegal 2021 decisa a scrollarsi di dosso il peso di un onere che non vuol più sostenere, e il Comune, che pur essendo proprietario dei terreni, acconsente alle volontà del primo arrivato, riferisce l'associazione, che chiosa con un appello a enti pubblici e associazioni di categoria perché se il Nevegal non riaprisse quest'anno non lo farà mai più. Tutte le persone pubbliche che hanno a cuore il Nevegal, non hanno un interesse sul Nevegal, dovrebbero intervenire e portare delle soluzioni, ma almeno un dibattito e non una vendita così a quattro occhi tra due privati che porterebbe a una condizione finanziaria e non sicuramente a un bene comune. Sopralluogo questa mattina allo Stadio del Ghiaccio di Cortina d'Ampezzo da parte dell'amministratore delegato di Simico Fabio Saldini per verificare lo stato di avanzamento dei lavori necessari allo svolgimento delle gare di curling durante l'appuntamento olimpico del 2026. Il cantiere in netto anticipo sui tempi, ha fatto sapere, prevista per questo agosto la riconsegna della parte interna dello stadio per lo svolgimento dell'attività sportiva invernale, mentre per gli esterni si dovrà attendere 400 giorni complessivi. Lavori che riguardano l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre alla realizzazione di nuovi spogliatoi, servizi igienici e vari miglioramenti agli impianti elettrici e idraulici, antincendio e meccanici, daranno nuova vita a quello che Saldini ha definito come un luogo sacro dello sport. Fin qui Belluno. In chiusura siamo in grado di mostrarvi la foto dell'operaio che purtroppo è deceduto, ve l'abbiamo raccontato in apertura di questa edizione, lungo la A27 nel Vittoriese, un operaio di una ditta appaltatrice che stava cercando di mettere in sicurezza un'auto in panne. Si tratta, lo vedete, di un uomo molto giovane, Josif Vasile, origini romene, 41 anni, residente a Breda di Piave. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, arrivederci.